Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 3 nuovi arresti sono stati eseguiti questa mattina dal centro operativo di Milano della DIA. I provvedimenti scaturiscono dalle ulteriori indagini seguite all'operazione Il Crimine nei confronti di appartenenti all''ndrangheta dello scorso mese di luglio. In manette Giovanni Valdes, 41 anni, nato a Palermo, sindaco del comune di Borgadello; Alfredo Introini, originario di Milano, 46 anni; Salvatore Paolillo, nato a Gravina di Puglia, 56 anni, imprenditore nel settore immobiliare. Una donna di 83 anni, Rosa Costa, è morta a Spilinga nell'incendio della propria abitazione dovuto ad un cortocircuito elettrico legato all'utilizzo di una stufa alogena. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano dell'abitazione e la donna è morta intossicata dal fumo generato dalle fiamme. Per i vigili del fuoco di Vibo, dalle prime evidenze, è plausibile che le cause dell'incendio siano legate alla vetustà dell'impianto elettrico. Oggi alle 15 si terrà a Pagliarelle, frazione di Petilia Policastro, nel Crotonese, la fiaccolata in ricordo di Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa e sciolta nell'acido. È il modo scelto dai suoi concittadini per ricordare la coraggiosa donna, visto che per le modalità in cui è morta non potranno svolgersi i funerali. Sul fronte delle indagini, ieri c'è stato un sopralluogo nel posto dove gli inquirenti ritengono sia stata uccisa la giovane e la perquisizione di un appartamento di uno dei 6 uomini arrestati per l'omicidio. Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali del vice sindaco di Catanzaro, Antonio Tassoni. Affollata di amici, politici, professionisti e parenti nel primo pomeriggio alla Basilica dell'Immacolata. La messa è stata celebrata dall'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Antonio Ciliberti. Nella chiesa l'intera città si è stretta intorno alla famiglia dello stimato avvocato per esprimere la propria vicinanza. Prima della cerimonia funebre, il sindaco Rosario Olivo ha commemorato a Palazzo dei Nobili l'avvocato Tassoni alla presenza degli assessori, dei consiglieri comunali, dei dirigenti e del personale dell'ente. La città di Catanzaro ha salutato il suo vice sindaco nella sala consiliare, dopo l'intervento del presidente del consiglio, il quale ha ricordato l'onestà e l'equilibrio di Tassoni. È stato il primo cittadino a tracciare un ricordo dell'uomo e dell'amministratore. Una petizione popolare è stata promossa dall'associazione Crotonese alle COS, diretta da Luigi Siciliani, per i disagi nei servizi di Poste Italiane in seguito alle nuove disposizioni che vedono il ritiro dei pacchi e delle raccomandate negli uffici periferici a discapito soprattutto di anziani e disabili. Le firme saranno raccolte in diversi punti della città da domani a domenica 24 ottobre e saranno poi inviate a Poste Italiane. Alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa hanno preso parte, oltre a Siciliani, anche Maurizio Principe e Peppino Cosentino. È stato inaugurato Poste Impresa, il nuovo ufficio postale di Piazza Rossi a Catanzaro. L'ufficio infatti è stato realizzato secondo i nuovi standard di Poste Italiane, dotato di 2 sportelli informatizzati e 2 sale consulenze. Ad inaugurare questo ufficio, che è uno dei 500 su scala nazionale, è stato Stefano Rizza, responsabile area sud di Poste Italiane. Presenti al classico taglio del nastro dell'inaugurazione anche il responsabile provinciale Giuseppe Margiotta e il direttore della filiale Antonio Taglialatela. Presenti anche i deputati Traversa e Tassone. Tra mito e realtà, i calabresi che fecero l'unità d'Italia, è questo il titolo della mostra itinerante promossa dalla Soprintendenza Archivistica della Calabria in collaborazione con la provincia di Catanzaro, inaugurata ieri mattina presso il Musmi, nelle celebrazioni per i 150 anni dell'unità d'Italia. 4 sono le sezioni che, con un ampio repertorio documentale e fotografico, ripercorrono la storia dai moti rivoluzionari del 1844 fino alle elezioni del 1861, ricostruendo il ruolo avuto dalla comunità calabrese per la conquista dell'indipendenza.